Indagine lampo della squadra mobile di Treviso e l'autore dei furti e danneggiamenti alle auto parcheggiate in via Colonna tra via Dandolo e via Zermanese la notte tra il 9 e il 10 gennaio ha un nome e un volto. È un 25enne di origini straniere residente nel Veneziano ma domiciliato a Treviso. È lui il presunto autore del gesto. Nella sua abitazione gli uomini della mobile hanno trovato diversi oggetti il cui furto era stato denunciato dai proprietari delle auto vandalizzate. 12 quelle prese di mira dall'uomo, 5 i furti messi a segno, 2 i tentati furti. L'attività investigativa svolta con la collaborazione della sottosezione della Polizia Ferroviaria di Treviso. Soddisfazione piena da parte del quartiere che subito si era mosso con il gruppo di controllo di vicinato. Ci sentiamo sollevati e finalmente anche più protetti. Sappiamo che a volte i tempi possono essere più lunghi perché proprio per essere discreti. È stato individuato presso la stazione dei treni, lì sottoposto a perquisizione. Addosso gli agenti hanno trovato oggetti atti ad offendere e così è scattata la perquisizione in casa. Il 25enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e per furto pluriaggravato e continuato. Azione la sua che aveva innescato una mobilitazione di quartiere con la richiesta di avere telecamere, richiesta poi evasa dal primo cittadino che già 2 giorni dopo era con la polizia locale sul luogo del misfatto. Il fatto mediatico io credo che soprattutto ci aiuterà, mi auguro, con il sindaco e anche con le forze dell'ordine a mantenere l'attenzione su quest'area che noi da tanti anni denunciamo sia fatti diciamo criminosi, diciamo, o comunque insomma molto disdicevoli che possono avvenire qui, come gli incidenti d'auto. Quindi noi speriamo che il sindaco mantenga fede alle sue promesse